Alle 11 di mattina, di fronte a Ca' Farsetti, c'è un'atmosfera surreale, una manifestazione di protesta silenziosa per chiedere le dimissioni del sindaco e della giunta. Il Comune di Venezia è travolto da un'inchiesta giudiziaria senza precedenti e che appare in continua estensione. In fondamenta si riunisce una folla eterogenea per età, professioni e classi sociali. Il portone del municipio è chiuso. Sono presenti solo alcuni consiglieri di opposizione. Oggi si dimostra effettivamente che è la voce del popolo. Brugnaro perde tutti gli alibi che ha sempre portato avanti fino adesso, dicendo che erano pochi esagitati quelli che volevano le sue dimissioni. In mezzo a tanti dibattiti, a tante parole, questo sembra quasi un momento di riflessione, persino di raccoglimento per una città che ha vissuto giorni migliori. Poi, naturalmente, c'è anche lo scambio di opinioni in quella che pare una presa di coscienza collettiva. La città perde abitanti, il lavoro è più degradato, ci sono poche offerte di lavoro solo nel turismo, cioè ci sono dei valori fondanti di una civitas che si stanno sgretolando, eppure sembra che tutto va bene, no? I nostri figli che mondo lasciamo? I miei figli sono costretti ad andare via da Venezia, uno è già a Milano e uno a Trento. Credo che siamo la generazione che ha vissuto la normalizzazione di questi comportamenti, di queste vicende nella politica e credo che sia ora di dire basta. Io sono un cittadino di Mestre, sono venuto perché ritengo che la situazione sia abbastanza grave e meriti una risposta della città. E però non sono dei centri sociali. Noi facciamo una vita tristissima perché non ci sono più le comunità sociali cittadine. Noi qui a Venezia, i residenti di Venezia, non hanno peso politico. C'è un consenso in questa città nei confronti dei ladri incredibili. Ci sono categorie che non pagano le tasse e che votano Brugnaro, e quella cultura è quella che sta distruggendo la città. Persino il Redentore non ha più la forma spontanea di una volta. Oggi è una manifestazione con gli sponsor, in cui la città è travolta da un'enorme mole di turisti, tra le maggiori dell'anno. Ti chiedono la prenotazione, il QR code, cosa che il veneziano è completamente estraneo, è una cosa spontanea. Io è anni che non ci vado più e quest'anno forse ci vado, ma clandestinamente. Non mi auguro nulla. Credo che la città sia persa, quindi spero fra più tempo possibile, ma non ho più speranze. Siamo messi troppo male. Mi pare di sì.